Buongiorno, Sasa. Censura è qua. No, stai facendo un po' la censura, stai spazzando un po'. Ah. Ma che oggi niente mare? No, ma oggi niente. Ma che, Sasa, ti vedono un po' esaurito. Poco esaurito, ma mi ha chiamato mia mamma. Ha detto vai un attimo a casa della nonna a pigliare un documento. Arma. E che botta in fronte ogni volta che di a casa della nonna. Comincia a parlare e non la fornisce più. Appena sotto la sole, non mi ha manco vista. Ui, ma tua moglie ti fa mangiare? Ma ti vedi così, madonna mia, ma che sta succedendo? Ah, non lo sai che famo? Ti fa una bella zuppelata. Città non si 10 mattina che ci fa questa zuppelata. Allora non lo sai che fa? Ti prepara una bella fella di pane con la pomarola e un bicchiere di vino rosso che le fa sangue. Ah no, ma prima mattina non ce la faccio a mangiare. Allora pulizza 2 caramelle, ma che si scorda che tengo 30 anni. Madonna mia, e allora poco ha fatto. Ha detto, lo sai che faccio? Metti in mano un biglietto, piglio un buzzellino, un rapo, che da là in scavo, picchio. Chi sono 5 euro a cattare bella cosa e creatura. Ma tu sai, noi tengo 3 figli. 3, sì. Questo 5 euro, a sti creature, ma che c'ha già accanto? Niente, che ci vuoi lavorare. Sì, se non te lo pigli che la soffre. Arma, prima mattina, pane con la pomarola, un vino rosso che fa sangue, 2 caramelle, io 5 euro per creatura. Ma poi ci piato documento me ne sono chiusa, città non mi riesce niente che presto me ne già scendere, basta, non ce la faccio, ci piato non mi sono uscito velocemente. Bascio palazzo, a chi incontro? Chi incontro? La signora Assunta, la compagna della nonna, se che sappiano te. 80 anni con l'arteriosclerosi, non mi ha manco vista. Ui, ma tu sei un po' denunziatina. O figlio di Teresa? No, signor, veramente sono un figlio di Maria. Ah, o figlio di Maria. Ma no, Tony, no, vieni a qua. Tony, vieni, guarda che c'è sta qua. O un po' denunziatino, tu ricordi? Ma no, come sei fatto rosso? Ma no, ma ti ricordi quando eri piccolina, così bello? Ma no, tenevi quelli capelli lungo, ma che hai fatto a sti capelli? Le hai perse tutto quanto? Ma no, Tony, no, e vuoi venire? E vieni a vedere chi c'è sta, mamma. Ti ricordi quando qua prendevi che con pallone, quelli capelli neri, belli, ricci, e qui giocatore mi pareva Maradona. No signor, veramente, che è mio cugino, figlio della zia Teresa. Ah, ma quindi tu non sei figlio di Teresa? No signor, ve l'ha detto prima, sono figlio di Maria. Ah, o figlio di Maria, ma che lo là sicca che ci andiamo sempre. Signor, so che lo là, madonna mia, che l'hai fatto passare, mamma, è che l'hai fatto passare. Non mangiava mai, ci andiamo sempre, che la mamma ti poteva mangiare, sempre un coppa a me. Saggeva, scendeva che la poverella, mamma, santa l'hanno fatto che la femmina, madonna, comunque me la salutano. Appena arriva a casa saluta e dice Carmeta, mi hanno salutato Susette, la moglie di Tony, che le si ricorda, il Susette che lo pian terra che stai a casa in due palazzi di mamma. A mio marito forse non si ricorda che io le faticava fuori, non ci stava mai a casa. Madonna, come ti sei fatto bello, tu 30 anni, ma no grandezza di Tony hai visto, ma no che pizzerò si è fatto, l'erdantino, ma non si è fatto, ma non ci faccio pensare. Allora comunque ci piano come me la lascia fiuto, troppo nonna signora non si poteva sopportare. Sono tornata a casa, distrutto. Surato, non avrei esagerato, ho detto, mo basta, ma ci spogliato, la canottiera, pantaloncini e bikini, ma ci mise un coppo di divano con l'aria condizionata, ho detto, mo io non voglio sapere proprio niente. Ma non le sa mai fatto, non le sa mai pensato, troppo 30 secondi, mia moglie. Sa, se non mi dice niente da sola, mi fa una cortesia, mamma fa un attimo un servizio a due frutti, allora che prima sa che mi ha scusato. Ma secondo te ci posso mai ricevere no a mia moglie? No, spoglia da una volta. Viest, shin e banci a fuoco servizi. Mo, dico io, no? Tu, lavoro della mia sempre, in questo caso. Allora, ma chi è lo fortunato? Io o tu? In questo caso io.